È un Misano che diverte e fa paura, terzo successo consecutivo per giunta sul campo dell'ex capolista Bacchia Cesenatico. Blitz che vale l'uscita dalla zona rossa dei playoff portandosi almeno uno proprio dagli avversari. La cura di Argila Junior funziona come, anche se c'è da soffrire non poco, specie all'inizio. Il Bacchia cerca da subito la via del gol impegnando da piazzato Ferri. Altro tentativo arancione con i padroni di casa che recriminano per un fallo non sancito dal direttore di gara. Da una lunga rimessa altro campanello d'allarme per Ferri e compagni. Prova e riprova, Ferri costretto a lasciare la propria porta venendo scavalcato con un pallonetto d'autore a cura di Lorenzini a 10 dalla chiusura di prima frazione. Il Misano stordito finalmente si sveglia e inizia a giocare alla sua maniera. Traini di testa chiama l'attenzione Fabri. Lo stesso Traini porta a spasso pallone avversario, solo personale stecca da biliardo in mano, palla in buca dopo aver baciato il palo. Gran gol il suo e nella ripresa Gomez spaventa Fabri con una pallombella velenosa, mentre Gravina si procura per un fallo di mano il rigore ed è possibile 1-2. Traini dagli 11 metri con il saltello alla Van Basten spiazza Fabri ma trova il palo, ma la magia arriva poco dopo. Punizione di Gomez, pallone all'incrocio dei pali che ricorda in un certo modo quello di Del Piero in un Inter-Juventus terminato 1-2 e via i festeggiamenti con la situazione che viene ribaltata. Nel finale occasionissima da una parte e dall'altra. Se il tentativo di Gravina viene bloccato da Fabri, Ferri e provvidenziale su Lorenzini, una parata che vale quanto un gol che si aggiunge agli applausi per i gol dei suoi compagni. Terzo successo di fila per il Misano, una classifica che sorride, ora c'è solo da divertirsi.